tagli delle spese non hanno portato consenso da nessuno, ma io credo che anche il contrasto dell'evasione fiscale sui territori non porta moltissimo consenso, perché purtroppo credo che ci sia una platea molto grande di persone che in un modo o nell'altro poi sono evasori. E quello che lei diceva sulla questione dell'utilizzo diciamo così, di una tariffazione agevolata per alcune persone che poi non corrisponde ovviamente con il reddito effettivamente percepito e non quello dichiarato, è una delle cose che noi abbiamo analizzato. Per esempio nel nostro comune ci siamo accorti che su 307 domande di agevolazione perché dichiaravano reddito zero, 57 erano dichiaratamente false, quindi per dire che questa cosa è sicuramente un problema. Io adesso passerei la parola al dottor Mario Carmelo Biancaldini dell'Agenzia delle Entrate, che svolge un ruolo strategico nella rete istituzionale per capire che cosa possono fare i comuni per organizzarsi a fare queste segnalazioni qualificate. Noi ovviamente su questo ci stiamo impegnando per i comuni che questo lo fanno già, appunto per fare da tutor ad altri comuni. Però cosa fa anche l'Agenzia delle Entrate nei confronti dei comuni che vogliono impegnarsi a fare questo lavoro? Grazie, buongiorno. Di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, in particolare della Direzione Centrale Accertamento, volevo ringraziare innanzitutto la vostra associazione per l'invito e per poter appunto propagandare e informare l'opinione pubblica di questo processo sicuramente virtuoso. Il colonnello Arbore ha giustamente da parte sua evidenziato forse i punti critici, anche descrivendo quelle segnalazioni poco qualificate, anzi per niente qualificate, che hanno trasmesso alcuni comuni. Io proverò invece a dare, diciamo, a mostrare il bicchiere nel mezzo pieno, perché questo processo nato appunto nel 2005 ufficialmente, giuridicamente nel 2005 con l'articolo 1 del DL 203 del 2005, si è realmente concretizzato a partire dal 2009, quindi è un processo assolutamente giovane, se pensiamo insomma anche alla tempistica del processo dell'accertamento, che normalmente è abbastanza lungo. Perché nel 2009? Perché la legge chiaramente dava un indirizzo, prevedeva questa quota di compartecipazione che, diciamo, purtroppo bisogna dirlo, è la leva che oggi ha spinto alcuni comuni, non tutti, perché sono pochi ancora i comuni che hanno di fatto concretizzato questo processo di partecipazione. Hanno avuto appunto la leva che è stata prevista all'interno della disposizione normativa, però poi la disposizione normativa non poteva dettare gli aspetti tecnici della realizzazione del processo e si rischiava, senza una costruzione di un'infrastruttura operativa, si rischiava che ancora una volta, come le disposizioni del 70, degli anni 70, questo processo di collaborazione rimanesse solo sulla carta. E invece i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2007 prima, del 2008 dopo e da ultimo quello del 2012, che ha previsto poi l'ingresso della Guardia di Finanza nel processo di collaborazione e anche dell'INPS, che però ancora non ha partito, ha concretizzato, ha offerto quegli elementi tecnico-strutturali che oggi consentono ai comuni di collaborare. Ma non solo, poi vedremo perché questo processo è davvero efficiente a 360 gradi, non solo per il contrasto all'evasione. Io do un po' di dati, quindi diciamo dal 2009, dalla diciamo, seconda metà del 2009 il processo è partito con le segnalazioni da parte dei comuni e dell'Agenzia delle Entrate, e oggi noi abbiamo appunto dalla metà del 2009 a novembre, questi sono i dati, diciamo, fino a novembre del 2013, ben più di 57.000 segnalazioni provenienti da poco più di 800 comuni, quindi diciamo un decimo della platea complessiva dei
maggior imposta accertata, che non è quella poi finalmente riscossa, perché sapete bene di noi che il processo appunto accertativo può durare anche parecchio tempo, soprattutto in periodi di crisi come questa, dove magari l'evasione si è scoperta, il contribuente ha ammesso il proprio errore o il proprio abuso, però non ha proprio la liquidità per poter saldare il proprio debito con fisco. Per cui il processo poi di riscossione di incasso dei soldi dell'accertamento accertati non è sempre velocissimo, soprattutto in questo periodo. Allora, se pensiamo a una maggiore imposta accertata derivante da queste segnalazioni, noi parliamo di una cifra che si avvicina ai 170 milioni di euro, con una maggiore imposta accertata per atto, quindi legata alla singola segnalazione, di oltre 17.000 euro, che assolutamente, per quanto riguarda i nostri parametri di riferimento, anche degli accertamenti in generale dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto sulla categoria delle piccole e medie imprese, è un buon dato. Chiaramente dobbiamo andare a vedere anche il riscosso, perché è quello poi il quantum in qualche maniera tornerà nelle casse del comune. Il riscosso, devo dire, oggi rappresenta, siamo su oltre 30 milioni di euro, rappresenta comunque un buon dato. Quello che mi preme interessare è che accanto all'aspetto strettamente legato all'incasso del comune ci sono una serie di processi positivi, si innescono, cioè delle economie di scala positive legate a questa attività. L'obiettivo della partecipazione comune al accertamento e in generale dell'azione dell'amministrazione finanziaria non è solo e solamente quello di recuperare il gettito, ma di abituare i contribuenti a capire che c'è un'amministrazione che funziona e se collegata anche ai comuni funziona a livello ancora più capillare, e quindi spingere praticamente i contribuenti poco virtuosi a essere compliant nei confronti della tassazione. Quindi previene il fenomeno dell'evasione. È una spinta assolutamente necessaria, perché non si può pensare, come diceva bene anche il colonnello Arbore prima, ma lo diceva anche il sindaco di Corsiko, che con la dotazione organica, a mio modo di vedere sufficiente, che ha l'Agenzia delle Entrate, quella di Finanza o hanno i comuni, si può andare a controllare tutta l'evasione che oggi esiste in Italia. I contribuenti sono diversi, svariati, noi complessivamente, magari anche come i comuni saremo alcune centinaia di migliaia, non possiamo pensare di controllare tutte le dichiarazioni. In questo, quella relazione che citava l'avvocato prima della Corte dei Conti dava un indirizzo importante, diceva l'informatizzazione, la tecnologia, le banche dati, la messa in condivisione delle banche dati oggi consente di avviare dei processi che mettono a disposizione dell'amministrazione informazioni quasi in tempo reale per poter avviare un dialogo costruttivo col contribuente prima ancora che il contribuente presenti la dichiarazione, e quindi far capire al contribuente che l'amministrazione lo conosce, sa la sua potenzialità in termini contributivi e quindi si aspetta da lui una dichiarazione coerente con quelle informazioni che ha già a sistema. Quindi l'informatizzazione è un punto fondamentale. Siamo nel 2014, l'autorità del 2014 e la tecnologia ormai ha fatto dei passi avanti enormi. Dove dobbiamo agire? Dobbiamo agire sul momento di acquisizione di quelle informazioni, sulla patrimonializzazione di quelle informazioni. Che cos'è il processo di partecipazione e come è stato costruito? È stato basato proprio su questo, cioè sulla condivisione, principalmente sulla condivisione delle informazioni. Il sistema SIA che prima abbiamo citato dal colonnello Arbore altro non è che un portale dell'Agenzia delle Entrate, chiaramente realizzato da su parte tecnologica della SOGEI, attraverso cui non solo i comuni ma tutti gli enti esterni rispetto all'amministrazione finanziaria possono acquisire in maniera puntuale a livello massivo delle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria. L'anagrafe tributaria oggi
oggi è la banca dati probabilmente più popolata, più pulita anche dal punto di vista qualitativo di informazioni a disposizione dell'amministrazione in generale, e per questo esiste anche una commissione ad hoc alla Camera, la Commissione sulla normativa tributaria, che parte dal sistema della fiscalità per cercare di capire come poter condividere e patrimonializzare queste informazioni con tutti gli enti esterni, quindi gli enti locali, le regioni, l'INPS, l'INAIL, gli enti contributivi generali, le Camere di Commercio, affinché queste informazioni poi possano essere utili per tutti gli enti, ma soprattutto non solo in termini di deterrenza, ma soprattutto per cercare di semplificare la vita al contribuente, al cittadino. Io non posso oggi venire dal comune e fornire delle informazioni che il comune in realtà dovrebbe già avere, perché le ho fornite già all'Agenzia Centrale delle Dichiarazioni di Reddito. Quelle informazioni il comune non me le deve chiedere. Se vedete la riforma dell'ISE che è stata appena varata con il decreto che è stato approvato proprio l'altro giorno, c'è un passo fondamentale in più. Prima il contribuente doveva portare, per esempio, per avere un'agevolazione ai fini della retta da pagare per l'asilo, doveva predisporre, anche autocertificando, un modello attraverso i CAF che conteneva dati dichiarativi presenti nella propria dichiarazione di reddito, ma le informazioni il comune le ha già attraverso il portale SIAP, quindi non c'era bisogno di richiedere nuovamente il contribuente. Peraltro il contribuente le presentava al comune in maniera cartacea, quindi ci doveva essere qualcuno che doveva poi inserire queste informazioni al sistema, e questo è un ulteriore passaggio che può creare problematiche, criticità, fa scattare qualche controllo nei confronti del contribuente, che magari è un controllo sbagliato perché semplicemente nel passaggio di queste informazioni dalla carta al sistema informatico qualcuno ha sbagliato a inserire i dati. Quindi diciamo l'acquisizione, la fase di acquisizione delle informazioni è fondamentale. Questo lo dico soprattutto ai comuni, perché ci siamo resi conto in questo processo di partecipazione che ci sono 8.100 comuni che hanno 8.100 modi diversi di acquisire le informazioni, di patrimonializzarle, di informatizzare se hanno informatizzato i propri archivi, e come diceva prima anche appunto il sindaco di Corsico, al loro stesso interno, soprattutto i comuni più grandi, hanno n banche dati che non parlano tra di loro. Io mi sono accorto, per esempio, con il comune di Bologna, un comune davvero virtuoso, è stato uno dei primi comuni ad avviare in maniera forte il processo di partecipazione con l'Agenzia delle Entrate. In questa fase ci siamo accorti, loro si sono accorti, che la maggior parte delle loro banche dati interne non dialogavano fra di loro, erano strutturate in maniera diversa a livello informatico, alcune non erano neppure strutturate a livello informatico perché avevano ancora i registri di dati. Questo processo è fondamentale per poter arrivare a incrociare massivamente le informazioni e poter creare le segnalazioni qualificate, ma prima ancora